Daydreamer, anticipazioni del 20 luglio. Sanem e Jeanne, bacio interrotto. Sanem, subito dopo le riprese della campagna pubblicitaria, si allontanerà dal set e si dirigerà per pensare in riva al mare. Ma per allontanare i suoi pensieri, Sanem si farà un bagno vestita. Ma come in un sogno, non sarà da sola. Jeanne la raggiunge e si getta in mare con lei. Una bellissima scena romantica accompagnerà questo momento. Jeanne la stringerà fortemente tra le sue braccia e proprio mentre ci sta per scattare il bacio verranno purtroppo interrotti da Deren. Deren comunicherà a Jeanne che purtroppo le riprese sono da rifare e serve immediatamente il suo intervento per trattenere i clienti e spiegare la situazione. Su 7 noteranno che sia Jeanne che Sanem sono bagnati e Sanem improvviserà di essersi fatta male a una caviglia, è caduta in mare e Jeanne l'ha salvata. I preparativi per le nuove riprese riprendono in fretta, tutto deve essere pronto per la mattina e così Jeanne deciderà di far rimanere tutta la squadra sul set di lavoro per tutta la notte. Altro momento romantico tra Sanem e Jeanne che precede la decisione di passare la nottata al lavoro. Jeanne vorrà parlare di quanto successo prima in spiaggia, ma Sanem non vorrà ritornare sull'argomento e Jeanne finalmente si renderà conto di piacere a Sanem e le chiederà se vuol stare con lui tutta la notte. Nel frattempo Osman sarà geloso di Leila, visto che trascorre molto tempo insieme a suo capo e Mirreh. Leila invece inizierà a pensare che tra lei e Mirreh possa nascere dei sentimenti. Intanto Aileen farà visita a Pauline e metterà la donna in guardia riguardo Sanem, che ha messo gli occhi su Jeanne. Ma Pauline a tale affermazione rimarrà incredula, non pensa proprio che Sanem possa piacere a Jeanne. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!